The Last Dance, il motto dell'ultima giornata è questa cosa qui. Sì, possiamo dire che The Last Dance è il motto della giornata di oggi. Il derby trentino, The Last Dance, come Michael Jordan. Quindi voglio esordire così, come la serie TV ideata proprio sul leggendario cestista dei Chicago Bulls. E allora, amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palabocchi di Trento per il recupero della 15ª giornata del girone B di Serie B1, che vede a confronto la Walian Stata Trento e la Rotoplas Volano Volley. È l'ultima giornata del campionato, è il derby trentino, quindi possiamo dire oggi è una giornata di festa per le nostre due società. Come avete visto dalle grafiche che abbiamo voluto condividere sui vari social delle nostre società, abbiamo deciso di unirci in questo modo per realizzare, diciamo così, questa festa di fine stagione che per noi è, possiamo dire, una partita, se escludiamo il fatto che un derby comunque non ci si sta giocando nulla di importante, mentre dall'altro lato la squadra invece di Marco Mongera si sta giocando una salvezza. Però dipenderà soprattutto dal risultato che farà la squadra di Costa Volpino contro Busnago. Allora, il primo saluto va al nostro regista Lamberloffa, il suo collaboratore Fabrizio Saba e il mago delle statistiche Andrea Zeni, Scoutman. Allora, noi di consueto vi mandiamo il roster, però quest'oggi non lo faccio perché oggi, essendo l'ultima giornata, io voglio ringraziare invece tutti coloro che hanno collaborato in questa stagione dalla Serie B1 della società del Volano Volley ASD, quindi inizierei subito da tutte le persone, a cominciare dal team Covid e logistica Volano Volley, Romano Matricardi, Stefano Crotti, che sono i nostri team manager e coloro che hanno fatto sì che al palazzetto sono entrate un sacco di persone. I due uomini che hanno curato la logistica dell'Arena Biancorossa, Michele Galbero e Emanuele Ioratti, e i due che hanno collaborato al bar Hospitality, Paolo Tovazzi e Matteo Cristoforetti. Poi la nostra parte comunicazione, a cominciare dal responsabile marketing Michele De Monti, che oggi non è qui al Palabocchi, ma gli mandiamo un gran saluto nella speranza che ovviamente di rivederlo anche nella prossima stagione, nella festa di fine anno. Il responsabile comunicazioni Renato Zucchelli, il nostro addetto stampa Luca Galli, il social media manager Jacopo Marchiori, il fotografo Nicola Stedile e lo speaker dell'Arena Biancorossa Paolo Scrinzi. Poi ovviamente la parte streaming già citata, Lamberloffa, Fabrizio Saba, e io nella parte di telecronista Lorenzo Minacapelli. Tutto lo staff tecnico, a cominciare dal direttore sportivo Michele Boschi, fisioterapista Tommaso Caneppel, preparatore atletico Matteo Bisoffi, scoutman Andrea Zeni, il nostro dirigente nonché team manager della Serie B1 Romano Matricardi, il vice allenatore Michele Brembilla e il condottiero, il coach, la guida della panchina Luca Parlatini. E ovviamente tutto il consiglio di amministrazione della società Volano Volley ASD, presieduto dal nostro presidente, a chi gli mandiamo un gran saluto, Vigilio Baldessarini. Allora ci siamo, sta per cominciare la 15ª giornata di questo campionato di Serie B1, l'ultima giornata di questa interminabile stagione 2021-2022. Ovviamente dopo ci sarà ancora sicuramente tempo per i saluti finali, ma intanto siamo quasi pronti per l'inizio di questa partita. Allora io intanto preparo un attimo la mia postazione, che così poi quando sta per cominciare la partita almeno la visuale è completamente aperta. Ecco fatto. Allora ci siamo. Allora oggi guest star della serata è lo speaker della BLM Group Arena, Gabriele Biancardi, che oggi
sarà manforte per questa festa di fine stagione. Allora ci siamo, stanno per scendere in campo le squadre che metteranno sulla linea di seconda. Allora lasciamo la parola allo speaker. Metti una croce sugli starting six. Allora vi informo che una bella iniziativa da parte dell'Ata Trento, che ha voluto consegnare un mazzo di fiori alla ex di giornata Blerona Tasciolli, che è stata per tanti anni qui all'arena, scusate, al Palabocchi di Trento. Allora, dicevo che la Wildlands 83 ha consigliato un mazzo di fiori alla giocatrice della Rotoblas Volano Volley e guardate che il volume della musica mi entra molto forte nelle orecchie. Volevo dire a Blerona Tasciolli, mentre la nostra capitana Jessica De Val ha consigliato una maglia contro la violenza sulle donne alla capitana della Wildlands Trento, Maddalena Bertoldi. Allora incominciamo. Starting six, Rotoblas Volano Volley. Allora, i starting six della Wildlands Trento sono numero 2 Ilaria, 4 la capitana Maddalena Bertoldi, la numero 5 Greta Carosini,
la numero 10 Francesca Baccolo, numero 12 Emma Orlandini e il libero numero 8 Rebecca Etchel. Lato Rotoblat Volano Volley la capitana Deval numero 2, Aurora Bonafini 3, Emma Galbero 8, numero 11 Aurora Paola Tomati, Carlotta Petrusiello numero 13 e Alice Bellini numero 14, libero Elena Piero Bon. E la terna arbitraria, primo arbitro il signor Andrea Pentasuglia di Bologna e il secondo arbitro Federico Scarpulla di Bologna. Sta per cominciare la partita, iniziata in questo momento, servizio di Ilaria Granieri ricevuto da Galbero. Bellini l'attacco, è il primo attacco vincente. Primo punto della Rotoblat Volano Volley che firma l'1-0 con Alice Bellini. Aurora Bonafini la capitana Rotoblat Volano, scusate, Aurora Bonafini la pallettatrice Rotoblat Volano Volley al servizio battuto, riceve Orlandini con un po' di difficoltà, free ball concessa da Greta Carosini. Bonafini, Petrusiello, 2-0 di Carlotta Petrusiello che firma il secondo punto per la Rotoblat, 2-0 adesso per le biancorosse di Luca Parlatini. Aurora ancora lei al servizio, Bonafini, servizio battuto, riceve ancora Orlandini, il palleggio della capitana Granieri, l'attacco di Carosini che non è andato a buon fine. Galbero attacco, chiedono il tocco che non c'è, punto per la Williams Santa Trento che firma il primo punto della partita. 1-2. Servizio di Emma Orlandini adesso per la Williams Santa Trento. Riceve Emma Galbero, Bonafini in palleggio, Devala l'attacco ma difende Orlandini. Gitti, l'attacco di Carosini che non va a buon fine. Bonafini, Petrusiello, attacco ancora out, 2-0 a favore della Williams Santa Trento sugli errori, 2 pari il punteggio. Ancora al servizio Emma Orlandini, battuto il servizio sempre su Emma Galbero. Aurora Bonafini, lato Bellini, stavolta la palla in campo, 3-2 Alice Bellini, 3-2 di nuovo vantaggio Rotoblat. Tanto dalle inquadrature che potete vedere sia sul sito Ata Trento Volley che Rotoblat Volano Volley potete vedere come le tribune sono veramente piene di gente oggi per questa bella festa. Attacco di Camilla Gitti, pari adesso, servizio adesso nelle mani di Francesca Baccolo. Francesca Baccolo al servizio per la Williams Santa Trento. Dicevo, tribune veramente piene per questa festa, questa ultima danza tra le file della stagione 21-22. Servizio out di Francesca Baccolo, 4-3 punteggio. Adesso al servizio Jessica Deval al battuta. Battuto al servizio, riceve Orlandini, Gitti, l'attacco vincente di Maddalena Bertoldi, non ha potuto nulla la difesa di Alice Bellini. 4 pari il punteggio. E Greta Carosini al servizio. Appena l'arbitro fisica, eccolo qua. Fischio è arrivato, servizio di Carosini. Riceve Bellini, Aurora Bonafini in bagger. Petrusiello attacca, out all'attacco, 5-4, vantaggio Ata Trento che si porta per la prima volta in vantaggio. E servizio ancora nelle mani di Greta Carosini. Tutto il servizio con l'ausilio del net riceve Aurora Paola Tomasi, attacco di Petrusiello, mani out, 5 pari. Primo punto a referto anche per Carlotta Petrusiello dopo 2 attacchi out. 5 pari e va proprio Carli al servizio. Servizio battuto e arriva l'ace. Carlotta Petrusiello con l'ausilio del net. Sesto punto per la Rotoblat che si riporta in vantaggio. Arriva un altro ace, 2 ace consecutivi di Carlotta Petrusiello. 7-5 il punteggio.
Ancora Carli al servizio. Ancora il servizio di Carli. Orlandini. Scusate, era Granieri in realtà. Nel ruolo di pallettatrice, non Gitti. Mi scuso con i tifosi dell'Ata Trento che mi sono reso conto adesso che il 2 è Ilaria Granieri, non Camilla Gitti. Quindi servizio è nelle mani della numero 3, Camilla Gitti, riceve Bellini. Aurora Paola Tomasi, ottavo punto. Aurora Paola Tomasi, ottavo punto Rotoblat. Sempre 2 punti separano la formazione di Luca Parlatini da quella di Mongera. Calvero al servizio, riceve il libero Echel. L'attacco vincente di Emma Orlandini. 7-8 il punteggio. Servizio nelle mani di Maddalena Bertoldi. Battuto il servizio su Elena Pierobon, Bonafini. Paola Tomasi dovuta impegnare Aurora Paola Tomasi, ma non si è concretizzato il suo attacco, ma neanche quello di Carosini. Pallonetto di Bellini, Murato, Bonafini, sempre per Bellini. Stavolta vincente, 9-7 il punteggio. Maricia Bellini. 7-9 il punteggio a favore della Rotoplas Volano Volley. Servizio battuto e arriva l'ace di Aurora Paola Tomasi dopo la ricezione sbagliata di Emma Orlandini. 17 il punteggio. Aurora Paola Tomasi, ancora lei alla battuta di questo primo set. Granieri, l'attacco di Orlandini vincente. Allora 8-10. Batte il servizio Granieri. In 2 sulla palla, pericoloso Bonafini. Però Petruccello concede al free ball. Gitti, Granieri, attacco velocissimo di Bazzolo. 9-10 il punteggio per la Williams Atatreto, che ha accorciato con un punto le distanze. Ancora Ilaria Granieri alla battuta, riceve Bellini, Bonafini, Bellini attacca, Muratta vincente Murata vincente, se non erro, di Baccolo. Time out per la Rotoplas, andiamo con gli sponsor. Respira, la libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira, la gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira, la bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira, sei in Trentino. Di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento, parità assoluta tra le due formazioni, uguale a Stata Trento e Rotoplas Volano Volley. 10 pari il punteggio, primo set di questa ultima giornata del girone B di Serie B1, stagione 2021-2022. Pallonetto di Bellini vincente, torna in vantaggio la Rotoplas. Adesso siamo sull'11-10. Aurora Bonafini al servizio. Servizio battuto e arriva l'ace. 12-10 con l'ausilio del net arriva l'ace di Bonafini. Allora, tra le file della Rotoplas
giusto che così lo sappiate, non ha recuperato dall'infortunio Livia Tresoldi e probabilmente non so se giocherà anche un qualche minuto di partita, però la nostra titolare anche oggi resta ai box, però al suo posto comunque sta comunque facendo una buona partita Aurora Paola Tomasi, la giovane centrale biancorossa. Servizio di Emma Orlandini sull'11-12 che diventa 12 pari perché arriva l'ace di Emma Orlandini. Derby importante per l'Ata per mantenere vivo per confermare la salvezza. Rotoblat invece non ha più nulla da chiedere a questo campionato se non conquistare il derby. Mamma mia, free ball di Granieri. Una fine. Bellini, vincente l'attacco. 13° punto per Rotoblat Volano Volley. Dice Bellini al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Battuto il servizio. Orlandini. Bagger di Carosini. L'attacco di Orlandini che non è andato a buon fine. Piero Bon. Petrusiello. Attacco. Nettamente out. Parità di nuovo al Palabocchi. 13 pari. Servizio adesso nelle mani di Francesca Baccolo. Servizio in rete. 14-13. Jessica De Val al servizio. Servizio battuto. Orlandini riceve. Granieri. Gitti attacca. Murata. Vediamo. Frazione di quarto tocco. Sì. 15-13. Non c'era il tocco a muro, quindi 2 punti adesso tra le due formazioni. Jessica De Valla, capitana Rotoblat al servizio. Battuto. Riceve Echel. Granieri. L'attacco di Carosini non va a buon fine perché c'è stata la buona difesa. Free ball. Sempre in due sulla palla, pericoloso. Attacco di Carosini vincente. 14-15 punteggio. Greta Carosini, l'autrice dell'ultimo punto al servizio. Battuto. Emma Galbero riceve, però c'è la free ball sfruttata subito da Ilaria Granieri. 15 pari. Molto equilibrio al Palabocchi. Granieri scusate. Greta Carosini al servizio. Riceve Emma Galbero, un'altra free ball. GT, però non va a buon fine. E Petrusiello però dall'altra parte Carosini difende Piero Bon. Petrusiello, free ball di Emma Galbero. Granieri, l'attacco di GT è out. Out l'attacco. 16-15 punteggio. Cambio per la Rotoblat. Rosita Civetra lascia il posto a Carlotta Petrusiello e Brerona Tasciolli per Emma e Aurora Bonafini. Quindi cambio di palleggiatore opposto, mettendoli in posti differenti dallo starting six iniziale. Rosita Civetta al servizio. Presenta il Palabocchi anche il padre Carlo, che molto spesso nelle partite di casa invece segue la nostra telecronaca, quindi uno dei nostri fan principali. Rosita Civetta il suo servizio su Orlandini. Attenzione, giocata di Ilaria Granieri vincente. 16 pari. Camilla Gitti al servizio. Bellini riceve, Civetta, lato Emma Galbero difende.
che palla ha tirato su Carosini. Orlandini attacca, è out. Sì, out. 17-16. 17-16 punteggio per la... Non di questo avviso lo speaker dell'Ata Trento, Gabriele Biancardi, che chiamava la palla in campo. Però Emma Galbero la spara out, quindi diciamo che rimetta la parità. 17 pari. E servizio la capitana Maddalena Bertoldi adesso per Williams Ata Trento. Derby trentino. Ultima giornata del campionato. Emma Galbero riceve Civetta. Tascioli in pallonetto, difende Granieri. Bertoldi in bugger. Orlandini attacca, difende Emma Galbero. Rosita Civetta dal lato di Bellini. Attacca, ma l'attacco viene neutralizzato da Carosini. Orlandini, murata, però sempre nella metà campo dell'Ata. Ancora Orlandini, difende Petruzzi e Piero Bon. E Tascioli, attacco out. Vantaggio Ata Trento. 18-17. Ancora la capitana Bertoldi al servizio per l'Ata Trento. Fa tutto il servizio. Piero Bon. Civetta. Tascioli vincente l'attacco. 18 pari. Verona Tascioli 18 pari. Aurora Paola Tomasi ha detto al servizio per la Rotoplas Volano Volley. Bellissimo primo set comunque sul lato dell'equilibrio. Impegni in rete il servizio di Aurora Paola Tomasi. 19-18. Di nuovo vantaggio per l'Ata Trento. Lara Granieri al servizio. Servizio battuta di Lara Granieri, riceve Bellini. Civetta dal lato proprio di Bellini, però viene murato il suo attacco. Galbero in bugger. Bellini murata, però resta nella metà campo dell'Ata. Orlandini difende Civetta. Piero Boni in bugger, sempre per Bellini. Bellini attacca, stavolta è in campo. 19 pari. Cenno di protesta, cambio attenzione per la Rotoplas. Rientra Aurora Bonafini per Belerola Tasciolli e Carlotta Petruzziello per Rosita Civetta. Quindi rientra, si rimette in gioco il stesso tipo dell'ultima giornata. Bonafini al servizio, riceve Ecel. Granieri, subito Orlandini, vincente l'attacco, di nuovo vantaggio Atta, 20-19. Orlandini battuto il servizio su Emma Galbero. Allora Bonafini lato, sempre Bellini. Difende Ecel, Orlandini in bugger per Gitti che però concede una free ball. De Valle riceve, Bonafini, Petruzziello, murata, Petruzziello due volte, attacco subito dell'Ata, non concretizzato. Bellini attacca, difende Ecel, Granieri. L'attacco di Carosini vincente. 21-19. Palla va a colpire il secondo arbitro. 21-19, time out probabilmente per Luca Parlatini che arriva adesso. Allora andiamo con gli sponsor. Entra un flusso che mi spacca le orecchie. Allora di nuovo in diretta dal Palabocchi. Luca Parlatini ha usato i più due time out. Mongera neanche uno al momento. E sta conducendo l'Ata proprio di Mongera per 21-19. In questa ultima giornata di questa stagione 2021-2022. Emma Galbero riceve il servizio di Orlandini. Petruzziello, attacco, difende Orlandini. Bugger di Paccolo, l'attacco di Gitti è vincente.
servizio vincente 22-19. Però Orlandini in servizio. Emma Galvero riceve. Bonafini in bagger per Bellini. Difende ancora Orlandini. Pallonetto di Carosini che però stavolta non è andato a buon fine. Petruziello attacca pallonetto. Murata. Difesa puro vincente di Baccolo. 23-19. L'altra che sta prendendo le distanze adesso di questo finale di set. Galvero, Bonafini, Petruziello, vincente all'attacco, 23 adesso. Lecce Bellini al servizio. Ovviamente l'Ata comunque c'ha 3 punti ancora da amministrare in questo momento di questo finale di primo set. Bellini servizio, out in servizio, 21-20-24, set ball per l'Ata Trento. Cambio per l'Ata Trento, allora entra Zoe Guerzoni per la numero 10, Francesca Baccolo. Servito proprio di Zoe Guerzoni. Nelle sue mani c'è la palla 7 di questo primo set. Spegne in rete. Volata la prima palla set. 21-24. Jessica De Valla, capitana Rotblas al servizio. Servizio di De Val, riceve Orlandini. Granieri, attacco che chiude il set di Maddalena Bertoldi, 25-21. Primo set concluso a favore dell'Ata Trento. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco per l'inizio del secondo set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the
Posso parlare? Allora siamo di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento, ultima giornata del girone B di Serie B1. Allora vi riepilogo la situazione punti. Allora c'è stata Trento, allora top score della squadra è Emma Orlandini con 5 punti, 4 punti per Greta Carosini, 3 per la capitana Bertoldi Maddalena e 2 punti per Granieri, Ilaria, Gitti, Camilla e 1 per Francesca Baccolo. Attenzione, vediamo dal lato di Orlandini, attacco vincente, il primo punto anche nel secondo set, 1-0 Orlandini. 17 punti di squadra e 8 su errore. Mentre per quanto riguarda la Rotoplas Volano Volley, top score del Volano Volley è Alice Bellini con 6, 5 punti Petruziello, 2 punti Aurora Paola Tomasi e 1 punto per Bonafini e Tacciolli. 15 punti di squadra, 6 punti su errore. Bene, questo era il riepilogo. Camilla e Ilaria Granieri ha fatto l'ace, 2-0 il punteggio. Bonafini, De Val, vincente all'attacco, 2-1 Jessica De Val. Aurora Bonafini al servizio, battuto il servizio su Echel. Granieri, l'attacco di Orlandini, invasione contro la Rotoplas, 3-1. 3-1. Primo arbitro Pentasuglia stava per dare il punto alla Rotoplas, però secondo arbitro Scarpulla invece lo ha corretto dicendogli che l'invasione era della Rotoplas. Servizio in rete di Emma Orlandini. Alice Bellini al servizio per la Rotoplas Volano Volley, 3-2 il punteggio al Palabocchi di Trento. 1-0 il quoziente set a favore della Wild Stato Trento. Servizio di Bellini su Echel. Granieri, l'attacco murato di Baccolo. L'attacco tentato ma difeso da Piero Bon. Tascioli pallonetto, difende ancora Piero Bon. Bonafini, Emma Galbero, mani, difende, no, non difende perché Echel la manda verso l'out. 3 pari. Vai a 2 il punteggio e tu hai 3 pari. Servizio adesso nelle mani di Alice Bellini. Servizio battuto. Echel riceve. Granieri, Gitti. Passato oltre l'asta il pallone di Camilla Gitti. 4-3 il punteggio. Vantaggio Rotoplas anche in questo secondo set. Battuto il servizio di sempre su Echel. Granieri. Attenzione, Bonafini. Emma Murata, Emma Galbero, Bonafini. Sempre Emma Galbero. Stavolta mani out di Emma Galbero. 5-3 il punteggio. Emma Galbero, 3-5 il punteggio. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto con l'ausilio del net, sempre su Echel. Granieri, Carosini difende Piero Bon, Bonafini. Emma Galbero, pallonetto, difende Camilla Gitti. Granieri al centro per Orlandini, difende Emma Galbero, Bonafini al lato Tasciolli, Murata. 4-5 il punteggio. Non so se era auto solo un altro, però forse dalla poca esultanza delle giocatrici a muro probabilmente deve essere stato solo il nastro. Servizio di Baccolo su Bellini. Magalbero, Murata. Tolti. 5 pari. Francesca Baccolo al servizio.
Tasciolli difende Orlandini. Ranieri. Gitti difende. Piero Bonafini al centro per Bellini. Vincente perché la palla è Viltiligna. 6-5 punteggio. Jessica De Val, out il servizio. 6 pari di nuovo al Palabocchi. Luker. Attenzione Bonafini. Aurora Paola Tomasi, settimo punto. 7-6 il punteggio. Luker. Servizio in rete di Pellegrino Tasciolli. Pari. Camilla Gita al servizio. Auto in servizio. 8-7 il punteggio. Veramente una bella cornice qua al Palabocchi di Trento. Non so se c'è il sold out, però sicuramente le tribune sono veramente piene. Servizio battuto. Emma Orlandini però ci mette una pezza alla ricezione. Bonafini. Aurora Paola Tomasi Murata. Vincente. Murato l'attacco di Aurora Paola Tomasi. 8 pari il punteggio. Servizio di Maddalena Bertoldi. Riceve Emma Galbero. Aurora Paola Tomasi questa volta è vincente il suo attacco. 9-8 il punteggio. Aurora Paola Tomasi al servizio. Riceve Camilla Gitti, però deve concedere una fibolira a Granieri. Bellini attacca. Vincente. 10-8 il punteggio. Servizio di Aurora Paola Tomasi. Camilla Gitti. E di Camilla, scusate, di Aurora Paola Tomasi. 11-8 il punteggio. Forse arriverà il time out per Marco Mongella. Arriva adesso. Andiamo con gli sponsor. Schifo, dai. Vedi tu? Dal Palabocchi, 11-8 a favore della Rotola, Solano Volley. Ora Paola Tomasi al servizio. Camilla Gitti riceve Granieri. Attenzione De Val per Bellini, difende Carosini. Granieri, Orlandini, pallonetto, Tasciolli. Porta toccato la rete qua la numero 10. Però è vincente l'attacco della Rotola. 12-8. Aurora Paola Tomasi al servizio. Attenzione. Attacco di Orlandini. Mani out. Orlandini. 9-12 punteggio.
Ilaria Granieri adesso al servizio. Punto della Wayans Trento, 10-12 punteggio. Ok, scusate. Deval, attacco vincente. Stavo cercando di capire chi fosse la ragazza col megafono. E Magalvero, no, scusa, ma mi ricordo che ha fatto il servizio. 11-13 punteggiata Trento. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Piero Bonafini. Tasciolli, attacco vincente. Gesto sportivo tra Greta Carodini e Bellerona Tasciolli. Alice Bellini al servizio. Servizio di Bellini su Orlandini. Granieri, Carodini attacca. Palla è out. Attacco out. Bellini, servizio vincente. 16-11. Arriva il time out. Andiamo con gli sponsor. Guardate, nuovo in diretta dal Palabocche di Trento, 16-11 punteggio. Servizio di Bellini su Ecel, Granieri, Gitti attacca, attacco vincente. 12-16 punteggio. Arriva l'Ace 13-16 firmato da Francesca Baccolo. Arriva la out il servizio 17-13. Servizio di Deval, Orlandini, Granieri, attacco vincente della capitana Bertoldi. 14-17. Servizio adesso nelle mani di Greta Carosini. Out 18-14. Allora, noi intanto cerchiamo di tenere anche ad occhio la partita di Buznago e Costa Volpino, però i punteggi non sono stati mai aggiornati. Cambio per la Wayans Trento, Rotoplas Volano Volley
Rosita Civetta prende il posto di Blenona Tasciolli, Carlotta Petruziello quello di Aurora Bonafini. Mentre per quanto riguarda Ofanengo e Lecco, e Petruziello per Civetta per opposto, Petruziello per... Allora 15-18 punteggio. Camilla Gita al servizio. Bellini, forse questa palla andava out. Civetta, Petruziello. Vincente l'attacco. 19-15. Allora, no, dicevo, cerchiamo di tenervi aggiornati su come sta andando la partita tra Busnago e Costa Volpino. Intanto, se non vado errato, tra Ofanengo e Lecco, invece la squadra che stanno giocando il primo posto del girone dovrebbe essere in vantaggio Lecco di un set. Lo confermo, 1-0 per Lecco, che al momento vi diciamo che se Lecco dovesse vincere per 3-2 o 3-1 sarebbe prima del girone per la differenza di vittorie. Servizio in rete di Maddalena Bertoldi, 20-16 punteggio. Aurora Paola Tomasi al servizio. Servizio su Orlandini. Ci prova Ilaria Granieri e la concretizza 17-20. Servizio di Granieri su Bellini. Civetta al centro per Galbero che prova in free ball. Orlandini in due mani, Civetta difende. Tiro buon lato Petruziello. Attacco out. C'è le distanze latta ancora di più. 18-20. Ilaria Granieri al servizio. Servizio battuto. Bellini riceve Civetta. Bellini attacca Murata. 19-20. Arriva il time out. Andiamo con gli sponsor. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. Diciannove a 20 punteggio al Palabocchi. -1 tra le due formazioni, di nuovo in diretta dal Palabocchi. Servizio di Granieri. Civetta. Bellini in difficoltà nell'attacco. Dall'altro di Petruziello stavolta. Viene murato da Orlandini. Nuova parità, 20 pari. Bonafini per Petruziello. Civetta per Tasciolli. Rotoblat aveva un vantaggio credo di 5 punti. Bruciato tutto il vantaggio adesso. Servizio di Granieri. Bellini riceve Bonafini. De Val. Attacco difeso da Granieri proprio. Orlandini. Attenzione Bellini. Bonafini, scusate, Bellini. Murata, vantaggio. Vantaggio Ata Trento. 21-20 punteggio.
Servizio ancora di Granieri, riceve Galbero. Bellini. Oh, e questa volta l'attacco è vincente. 21 pari. Bonafini in servizio su Ecel Granieri. Carosini difende Piero Bon. Bonafini. Bellini attacca. Difende Ecel. Ed è vincente la free ball di Baccolo. 22-21. 22-21. Servizio battuto su Piero Bon. Bellini, attacco vincente. T. 22 pari. Bellini servito su Orlandini. Granieri. Gitti pallonetto, difende Piero. Free ball. Granieri. Centro. Baccolo difende bene Bellini. Galbero è in campo. 23-22. Emma Galbero. Time out, andiamo con gli sponsor. Vado? Allora, scusate, ma è il punto 24-22. Set ball per la Rotblast. Allora, in realtà Marco Mongera, siamo tornati in diretta col time out perché non era un time out perché li avevamo già usati tutti e due. Quindi set ball Rotblast. Chiediamo scusa al Trentino per aver interrotto il suo spot, però la partita era già ripresa. Mani out di Greta Carosini. 23-24. Pronto il cambio per l'Ata Trento. Entra Beatrice Venturato per la numero 10 Francesca Baccolo. E sarà proprio Beatrice Venturato al servizio. Però arriva il time out per la Rotblast. Sponsor. Ecco, di nuovo in diretta. Le note Will Rock You per dare la carica in quest'ultima parte di secondo set. Venturato il suo servizio. È out. 25-23. Quindi Rotblast riporta in parità la squadra. Andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco per l'inizio del terzo set. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the ground shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Take you out. Do you feel your bones
Allora, allora siamo di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento. 1 a pari il punteggio nel derby trentino. Servizio out di Lara Granieri che regala il primo punto del terzo set alla Rotoplas. Allora, vi leggo il tabellino dei punteggi grazie al nostro mago delle statistiche Andrea Zeni. Emma Orlandini 5 punti, 2 punti Francesca Baccolo, 2 punti Granieri e Gitti e 3 punti Bertoldi Carusini. 16 punti su errore. Rotoplas Volano Volley 6 punti Bellini, 1 punto Petruziello, 3 punti Aurora Paola Tomasi, 4 punti Emma Galbero, 1 punto Tasciolli e 2 punti la capitana De Val. 17 punti di squadra e 8 su errore. Servizio Tasciolli, attacco, difende Gitti, Granieri, Carosini, vincente l'attacco. 2 a 1 al punteggio, vantaggio per l'Ata. Bellini, pallonetto vincente. 2 pari. Bellini attacca, servizio, riceve Orlandini, Granieri, Carosini, out all'attacco, vantaggio Rotoplas 3 a 1, 3 a 2 scusate. Alice Bellini al servizio. Allora, se non vado errato, Fanengo e Lecco sono ancora nel secondo set, forse con Opanengo. Lo dico soprattutto per gli amici dell'Ata Trento che stanno seguendo la diretta, che il risultato tra Busnago e Costa Volpino non ve lo stiamo dicendo non perché non vogliamo, ma perché non ci sono immagini che ce lo fanno vedere. Arriva l'ace di Alice Bellini, 5 a 2 il punteggio. Invece tra Ofanengo e Lecco, che si stanno giocando il primo posto, è 23 pari durante il secondo set. Servizio out, 3 a 5 punteggio.
Francesca Baccolo al servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Bonafini De Val subito. Difesa sbilenca di Orlandini, vale il sesto punto per la Rotoblast. Jessica De Val al servizio. Attenzione, Orlandini, Gitti attacca, out. Tanti errori dell'Ata in questo terzo set. 7-3 il punteggio. Ancora De Val al servizio. Battuto il servizio. Riceve Orlandini, Granieri, al tacco al centro di Maddalena Bertoldi, la capitana, il nostro mago delle statistiche, nonché scoutman che ogni pochi secondi mi fa vedere lo spessore della diretta. Attacco vincente della Rotoblast, 7-4 punteggio. Sciolli. Attacco subito di Granieri che non va a buon fine. Galbero difende Etchel. Tomasi subito. Però viene murata. Tasciolli in bugger. Emma ancora. Sempre Etchel a difendere. Granieri. Lato di Gitti. Con l'ausilio del muro però difende. E Bellini in tuffo. Galbero. 9-4 Emma Galbero. E intanto notizie dell'ultima ora. Piccolo ecco 2-0. Andiamo qui in fondo. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole. Fino alla bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Vedilo al Matricardo. Nuovo in diretta dal Palabocchi. Clamorosa la situazione. Blerona Tasciolli servizio. Vincente, Blerona Tasciolli. Anche senza palleggio arriva comunque il punto. 10-4 il punteggio. Blerona Tasciolli ora al servizio. Il Pecci. Situazione di classifica allora. Al momento è, per dirvi la situazione di salvezza, 27 Ata Trento, 25 Busnago, 23 Crema. Che sono le uniche che si possono salvare. E poi c'è almeno a 21. Ovviamente però ci devono essere almeno 2 punti tra la quart'ultima e la prima che si salva per procedere ai play-out. Se no sono 4 retrocesse matematicamente. Emma Galbero. Attacco out. 7-10 punteggio. Riceve Murata, vincente Emma Galbero. Io chiedo scusa se non... Servizio di Emma è out. 8-11. Battuto. Bonafini, lato di Aurora, Paola Tomasi difende Baccolo. Orlandini. Attacco vincente, 9-11 per l'Atta.
che ha accorciato ancora un po' le distanze. Servito su Bellini. Fini. Bellini attacca. Pallonetto, difende Orlandini. Orlandini attacca anche lei. Difende Galbero. Bonafini. Orlandini. Murata in campo. 12-9. Monster block, monster block, monster. Aurora Paola Tomasi al servizio. Servito battuto su Camilla Gitti. Attacco subito. Difende Aurora Paola Tomasi che difesa. Emma Galbero ha provato anche lei l'attacco ma non è andato a buon fine. Orlandini attacca. Emma Galbero difende. Bonafini. Lato Bellini. Muro out. 3-19 il punteggio. Attenzione, cambio per Granieri, quindi cambio del palleggiatore. Adesso al servizio c'è Aurora Paola Tomasi. Vediamo il servizio della giovane centrale Lagarina. Riceve Orlandini, attacco vincente. 13. Attenzione, Bonafini, De Val prova l'attacco ma non va a buon fine. Marica Gitti, Orlandini, pallonetto. Piero Bona ha provato a metterla nell'altra metà campo. Attenzione, Bollini. Attenzione, Bellini, Bonafini. 14-10. Ora la Bonafini sul servizio su Orlandini. Gitti, Marica, Bonafini, Bellini. Difende Etzel. Free ball concetta da Camilla Gitti. Bonafini, Bellini. Attacco out. 11-14. 11-14. Diamo il servizio. Orlandini. Emma Galbero, Bonafini, De Val. Out l'attacco. 12-14. Arriva il time. Ancora Emma Orlandini al servizio. Piero Bon riceve Bonafini. Lato Bellini. Pallonetto, difende Rebecca Etzel. Marica Gitti. Free ball però concetta da Carosini. Bellini attacca subito. Una Bellini out. 13-15 punteggio. Milla Gitti attacca. Buona. Scusate. Emma Murata. Bellini però ci metto la petta. Ancora Emma attaccare. Difende Marica Gitti. Bertoldi in bagger. Carosina ad attaccare. Bonafini difende. Piero Bon e Emma Galbero. 16-13. Allora 16-13. Ancora lei al servizio. Ecel riceve. Marica Gitti. Attacco di... peccato. Quarto tocco arrivato. 14-16. Campo. Adesso è rimasta delle Gitti Camilla, la numero 3.
Bonafini. Emma Galbero vincente l'attacco 17-14. Cambi per la Rotoblast. Caterina Pucin prende il posto di Aurora Bonafini e Rosita Civetta di Lerona Tasciolli. Rosita Civetta al servizio, 17-14 per la Rotoblast. Echel, arriva lì. Poveraccio il ragazzo là, che la palla di Echel gliel'ha mandata contro il telefono. Cambio del pallone. Time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala. È la 15ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B. L'ultima giornata della regular season. Rosita Civetta al servizio. Battuto. Echel riceve Granieri. Gitti difende Piero Bon, anche grazie all'aiuto del muro. Pucinic, il primo attacco viene neutralizzato. Rebecca Echel free ball. Difende Piero Bon, Bonafini. Oh! 19-14. Dita Civetta su Emma Orlandini. Echel. Camilla Gitti. Attacco errato. 21 a tutto il cambio. Camilla Gitti per scusate, Camilla Gitti lascia il posto alla numero 17 Serena Blasi. 20-14 punteggio al Palabocchi. Ancora Civetta. Orlandini riceve Granieri. L'attacco in pallonetto di Bertoldi non va a buon fine. Civetta. Emma Galbero disinnesca l'attacco Orlandini. Orlandini attacca. Murato da Aurora Paola Tomasi. 21-14. Stavolta è servito di Rosita Civetta e il re 21. Serena Blasi al servizio. Robon, Bonafini e Civetta, scusate. Pucinic in pallonetto, difende Orlandini. Attacco out di Blasi. 22-15 punteggio. Rebecca Echel, Granieri, Orlandini, pallonetto. Difende Civetta, Piero Bon. Bellini, muro, out. 23-15 punteggio. (24-15). Servizio. Stavolta è out. 16-24. Ancora set ball per la Rotoblast Volano Volley. Maddalena Bertoldi al servizio.
Civetta. Bellini per chiudere. Chiude Alice Bellini, 25 a 16 punteggio. Allora, siamo sul 2-1 a favore della Rotoblast. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del quarto set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Does the bones take you? Does the bones take you? Allora, di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento. Siamo all'inizio del quarto set di questo derby che chiude la stagione dell'Ata Trento e della Rotoblast Volano Voglia. Anzi, scusate, forse dell'Ata non potrebbe chiudersi la stagione perché dipende da cosa fanno sugli altri campi Crema e Buznago. Allora, primo punto per l'Atta sul servizio out. Bertoldi al servizio. Allora, i punti di squadra dell'Atta Trento: 2 punti per Orlandini, 1 per Carosini, 2 punti per Bertoldi Maddalena. 5 punti di squadra, 11 su errore. Lato Rotoblast, 6 punti Alice Bellini, 2 punti Aurora Paola Tomasi, 1 punto Rosita Civetta, 6 punti Emma Galvero, 2 punti per Leonora Tasciolli, 1 punto per Bonafini De Val. 19 punti di squadra, 6 punti su errore. Servizio di nuovo di Bertoldi, Vucinic, Bagher, free ball. No, perché Bellini. Servizio da Paola Tomasi. Free ball. Mamma mia, Aurora Paola Tomasi, che salvataggio. Orlandini difende Bellini. Bellini attacca, difende Etchel, stavolta Granieri. Orlandini ancora e stavolta è vincente. 3-1.
Ilaria Granieri al servizio. 3-1 per l'Ata Trento. Rompe il complimento, va fatta Aurora Paola Tomasi che ha una mano sola, l'ha mandata nella metà campo la trentina dell'Ata Trento. Orlandini, Granieri. Orlandini attacca. Difende Bellini, free ball. Granieri, Orlandini. Ancora ma attacca. Murata da Baccolo. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. Buznago. Di nuovo in diretta dal Palabocchi di Trento. Allora, è arrivata l'ufficialità dopo 1000 richieste di sapere il risultato. Allora vi informiamo che sicuro che le due che si qualificheranno ai playoff sono Ofanengo e Piccolecco, quindi adesso si giocheranno solo il primo posto. 5-1 per l'Ata. Buznago adesso sarebbe davanti sull'Ata, però Crema, se non batte Lemmen, anche se Lemmen battesse Crema vincesse, l'Ata comunque dovrebbe essere salva. Ah, è vero, perché se Crema fa 3 punti e l'Ata ne fa 3, quindi allora deve essere 3. Attenzione. Vucinic vincente all'attacco. 3-5 il punteggio. Quattro a 5 il punteggio. Servizio di Civetta, arriva l'Ace. Nuovo parità al Palabocchi, 5 pari. Allora confermiamo che Buznago ha vinto 3-0 con Costa Volpino, quindi Costa Volpino è fuori dai playoff promozioni, la favoritissima di inizio stagione. Ofanengo e Lecco sono le due che si giocheranno la promozione in A2. Al di là di se vincerà Ofanengo, se vincerà Lecco. L'Ace. Piema Orlandini, 35 punteggio. Servizio di Orlandini battuto su Emma Calvero. Civetta. Vucinic difende Granieri. Ecel in bugger. Carosini ha provato l'attacco. Bellini prova. Chiedono il tocco che non c'è. 8-5 il punteggio. In rete il servizio di Orlandini. 6-8 il punteggio. Bellini su Ecel. Sta costruito. Mamma mia. Che bomba di Baccolo. 9-6. Sono d'accordo. Civetta. Vucinic, attacco vincente, 7-9.
Allora, un'altra partita che è finita è Crema Bedistole 3-0, quindi adesso l'Atta vuole dirlo in questa, ma adesso l'Atta è chiamata a vincere questo quarto set che vuole evitare i play-out. Se perde per 3-1 dovrà fare i play-out con Crema, se no l'Atta è salva. Però deve arrivare al tie break. Non ci sono altre possibilità adesso. Attenzione. Lucinic Muratta. Civetta. Emma Galbero. Difende Gitti. Ranieri Gitti attacca. Difende Piero Bon. Civetta dal lato di Emma Galbero. È vincente l'attacco. L'attacco di Bertoldi non è andato a buon fine. Emma dall'altra parte. Mamma mia che difesa di Orlandini. Il ball però per la Rotblat. Civetta. Tommasi. Out l'attacco. 11-8 punteggio. Allora, intanto che la partita è in una fase di stallo, allora intanto vi informo che 22-20 per Ofanengo alla fine del terzo, intanto che il terzo set si sta giocando, quindi ecco che sta provando il colpato. Emma Galbero, attacco vincente. Allora 12-10. Allora Ofanengo ha un punticino di vantaggio su Piccolecco, 23-22. Vi sto facendo anche la radiocronaca del big match che deciderà il primo posto del girone. Attacco Bellini. Niente, stavolta toccato per terra. 24-22 per Ofanengo. Allora, loro intanto sono arrivati al time out. Intanto 13. Servizio battuto su Bellini. Piero Bon. Bellini. Attacco vincente. 11-13. Le 7 per Ofanengo. Intanto vi informo a Ofanengo. Sono sul 24-22. Emma Galbero riceve il servizio. Kuchnik, Bellini difende Giorgia Camazzola che ha preso il ruolo di libero. De Val prova l'attacco ma non va a buon fine. Carosini vincente. Allora 25 a no, scusate, 15-11 per l'Atta. Allora 2-1 per Ofanengo che invece ha vinto il terzo set. Out sponsor. I profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira, sei in Trentino. No, perché poi che giocate perché se ne avete due però 28 però ok. Scusate il silenzio. 11 punteggio di nuovo in diretta dal Palabocchi. Stiamo cercando
Vucinic ha provato l'attacco ma non è andato a buon fine. Muro vincente di Deval. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Spegne in rete. Servizio di Baccolo che però va out. 13-17. Allora, se l'Ata Trento dovesse vincere questo quarto set, classifica a pari merito con Crema e con Buznago. Bisogna capire però chi delle due, quali due squadre andrebbero a fare i playout però, perché saranno in tre con gli stessi punti. Attenzione, GT Vucinic. Oh, attenzione, Civetta, lato Vucinic, difende Orlandini, Granieri, Camilla Gitti, Deval ha provato, vincente l'attacco 18-13. Allora mi è arrivata la conferma dal nostro mago delle statistiche, Andrea Zdeni, che l'Ata deve vincere anche il tie break per salvarsi. Tornava a 13. 19-13 punteggio. Emma Galvero, Rosita Civetta, Galvero ancora, attacca, è vincente l'attacco. 14-19 il punteggio. Pronti i cambi. Caterina Vucinic per Aurora Bonafini. Rosita Civetta per servizio di Bonafini battuto. Camilla Gitti, Bonafini, Emma Galvero, difende Etchel, Granieri, Gitti attacca in pallonetto, difende Emma Galvero, Aurora Bonafini, Bellini col muro a 3, Etchel, Camilla Gitti, difende ancora Bonafini, Piero Bonimbager per Emma Galvero, murata Emma Galvero ed è vincente l'attacco. 14 punteggio. Servizio out di Camilla Gitti. 15-20 punteggio. Emma Galvero al servizio. È tutto il servizio su Eva Orlandini. Attacco di Bertoldi, out 16-20. Time out per Mungera, andiamo con gli sponsor. Conti della serva, fatti così a buono. Se è contento serva. 16-20 il punteggio, di nuovo in diretta dal Palabocchi. 20-16 Emma Galvero al servizio e arriva l'Ace. 17-20 Emma Galvero.
Servito battuto su Etchel. Orlandini out. È out. 18-20. Ancora time out per Mongera. Andiamo con gli sponsor. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Cosa Volpino poteva fare? Poteva rimettersi a parità di punti. 18-20 punteggio di nuovo in diretta. Emma Galbero al servizio. Emma Orlandini riceve G. Orlandini attacca Murata. GT difende. Orlandini difende Emma Galbero Bonafini. Però free ball per la Wildlands. Orlandini subito. È vincente. Bellini, mani out, 19-21. Però vabbè, se escludiamo il terzo set, è stata una battaglia all'ultimo punto tra le due formazioni. Aurora Paola Tomasi. Zitti. Prova subito Granieri, ma non gli è riuscito stavolta il colpo. Tasciolli. Tomasi però. Tasciolli di nuovo. 20-21. Servizio ancora Aurora Paola Tomasi. Ha cominciato notevolmente il distacco. Out il servizio 22-20. Allora, vista la situazione di classifica, l'Atta un'altra scelta che battere le ragazze biancorosse se vuole salvarsi. Attenzione, invasione di Bonafini. 23-20. Servizio su Emma Galbero. Sulla palla 24-20. Servizio di Lara Granieri. Battuto su Emma Galbero. Bonafini, Bellini per tenere a galla ancora la Rotoblast. Buona la difesa stavolta di Granieri. E Orlandini 25-20. Si andrà al tie break per decidere chi vincerà il derby trentino. Noi andiamo con gli sponsor e torniamo per il tie break. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Take you
the spark? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you out? Do you feel your bones start? Does the bones take you? Do you feel your bones start? Take you out? Take you out? Do you feel your bones start? Does the bones take you? Do you feel your bones start? Take you out? Take you out? Do you feel your bones start? Does the bones take you? Do you feel your bones start? Take you out? Take you out? Do you feel your bones start? Does the bones take you? Allora, è il tie break, ci siamo, è il set conclusivo della stagione. La Rotoblast ormai Aurora Bonafini il servizio, out. Primo punto per l'Atta. Allora abbiamo fatto tutti i calcoli possibili. La Rotoblast è già sicuramente sesta e questo non ci piove. L'Atta, se vuole salvarsi, deve per forza vincere questo tie break, se no è play out con crema. Bellini, muro vincente. 2-0 per l'Atta. Allora intanto vi dico il quoziente punti delle due formazioni. Allora, servizio battuto da Bertoldi, da Sciolli, tacco out, 2-1 per sempre per l'Atta. Allora, i punti dell'Atta: 8 punti per Orlandini, 3 punti per Baccolo, 2 per Bertoldi, 1 per Carodini, Gitti e Granieri. 16 punti di squadra, 4 su errore. Scusate, 9 su errore. Sciolli vincente, 2 pari. I punti della Rotoblast: 4 punti per Bellini e Emma Galbero, 2 punti per Pucinic e 1 punto per Deval, Tasciolli e Civetta. 13 punti di squadra, 7 su errore. Intanto nell'altro grande big match 2-1 tra Ofanengo e Picco Lecco, 13-11 punteggio a favore delle ospiti di Lecco. Attenzione, attacco difeso dalla Rotoblast. Pucinic è vincente, 3 pari. Jessica Deval al servizio. Servizio su Camilla Gitti.
Granieri. Carosini difende De Val. Bonafini. Pucinic. Pallonetto. Free ball. Attenzione. Tasciolli. Vincente. Vincente, sì. 4-3 per la Rotoblast, però c'era un errore sia da un lato che dall'altra, dai. Qui è inutile protestare più di tanto perché qua ancora De Val il servizio. Etchel e arriva l'Ace. Time out per Mongera. Sì, andiamo con gli sponsor. Allora di nuovo in diretta dal Palabocchi le note funerarie di Esbel degli ACDC hanno rimpompato in questo tie break. Attenzione. Bonafini. Nick. Attacca subito Orlandini e Vincente l'attacco. Orlandini su Bellini, Bonafini, Tasciolli, difende Granieri, Camazzola, l'attacco di no, out, l'attacco di attacco out di Carosini. 6-4, un finale thriller qui, è un thrilling qui al Palabocchi. Due pari, quoziente set. Tascioli out, 5-6 il punteggio. Francesca Baccolo al servizio, siamo quasi all'epilogo di questa stagione. In caso di vittoria dell'Ata sarebbe un epilogo per entrambe. Se no l'Ata dovrà fare 2 partite aggiuntive di play-out. Attacco di Gini, Vincente. Giti Vincente 6 pari. Si rimette in linea. Cambi per la Rotoblast. Rosita Civetta per Plerona Tasciolli. E Aurora Bonafini prende il post, lascia il posto a Emma Galbero. Servizio di Francesca Baccolo. Servizio battuto. Riceve Pucinic. Civetta. Pucinic il pallonetto. Vincente il muro. 7-6 il punteggio. Vantaggio dell'Ata. Time out, andiamo con gli sponsor. Forse dovete aver Biancardi più spesso. Dovete prendervi lo speaker. 7-6 il punteggio. Di nuovo in diretta dal Palabocchi.
Servizio di Baccolo su Pucinic. Civetta. Attacco provato ma non va a buon fine. Tomasi ci ha provato ma non è andato a buon fine neanche il suo. Attacco di Gitti, difeso da Emma Galbero. Civetta, Emma Galbero, difende Orlini, che ha giocato una super partita. Difende Bellini, Civetta, Emma ancora Orlandini a difendere. Mamma mia che attacco di Gitti, difeso benissimo da Civetta. Attacco di Emma, è out. È out. 8-6 il punteggio. Attenzione. E 8-6. Non c'è il cambio campo comunque. Otto a 6 confermato, allora che è out. Francesca Baccolo al servizio. Via Romano riceve. Civetta. Pucinic. Mani out di Civetta. Di Pucinic. 7 a 8. Servito battuto. Orlandini. Attacco di Gitti, murata vincente. 8 pari. Monster block, monster, monster, monster block. Servito di Pucinic su Orlandini. Attacco subito di Bertoli. Galbero out. Sì. Non c'è il tocco. Non c'è il tocco a muro. 9 a 8. Cambio per l'Ata Trento. Esce Camilla Gitti per Serena Blasi. Intanto attenzione. Notizia che viene dal Palaccoimi di Ofanengo. 20 a 17 il quarto set. Quindi attenzione perché Lecco, se continua di questo passo, vincerebbe la regular season. Serena Blasi ha battuto il suo servizio. Bellini. Murata Bellini. Ciao 8. 10 a 8 il punteggio. Allora, servizio nelle mani di Greta Carosini. Però c'è il time out, andiamo con gli sponsor. Allora torniamo in diretta dal Palabocchi. 10 a 8 il punteggio. È veramente un tie break all'ultimo sangue. Serena scusate, Carosini ha battuto il servizio. Punto per l'Ata. Allora invasione aerea 21-18. Un 18 l'Ata ha preso 3 punti di distacco adesso. Civetta. Bellini pallonetto. Difende Carosini. Blasi murata da Tomasi. 9 a 11. Monster block, monster, monster, monster block. Aurora Paola Tomasi al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Battuto il servizio su Orlandini. Granieri, attacco di Bertoldi che non è andato a buon fine.
Bellini, pallonetto. Difende ancora Orlandini. Attacco di Carosini che non è andato a buon fine. Bellini ancora lei. Terzo attacco consecutivo. E stavolta è vincente. 10-11 punteggio adesso. Torna un punticino a separare le due formazioni. Time out di Mongera. Sponsor. Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. We Will Rock You dei Queen che ci ha accolto qui dentro per questi ultimi punti. 11-10. 11-10. Rotoblat che sicuramente non vuole concedere la vittoria del derby. Prova. Oh! Una gran colpo di fortuna per la Rotoblat. Con questa free ball. 11-10. Camilla Gitti riprende il posto di Serena Blasi. Quattro punti tra le due formazioni. 4 punti separano le due formazioni. Servito in rete di Aurora Paola Tomasi. 12-11 punteggio. Camilla Gitti al servizio. Servizio battuto. Pucini, Civetta. Calvero, pallonetto molto telefonato. Camassola ha provato l'attacco Orlandini ma è stato disinnescato il suo attacco. Bellini. Provato la difesa ma non gli è riuscita. 12 pari. Di nuovo cambio. Allora Aurora Bonafini per Emma Calvero e Blerona Tasciolli Rosita Civetta. Dodici pari. Servizio di è vincente l'Ace di Bonafini. 13-12. Servizio battuto. Attenzione. Vincente il pallonetto di Bertoldi. Iniziano i vantaggi. Tredici pari. Attenzione. Servizio Bertoldi. Servizio Bertoldi. Bellini. Bonafini. Bellini, pallonetto. Attenzione. Orlandini. Palla match. Palla match per Lata che si sta giocando la stagione con questa palla. Tra un attimo vi dico anche come sta andando tra Ata e Trofanengo. Attenzione! Free ball. Vediamo se Lata chiude la partita adesso con Orlandini. Viene murata da Deval. 14 pari. 14 pari. Attenzione. Ha vinto 3-1 con un Fanengo e quindi va. Chiude. Ha vinto la regular season Lecco. E qua Bellini 15-14. Allora Lecco ha vinto 3-1 con Opanengo ha vinto. E adesso tutta l'attenzione qua adesso. Ilaria Granieri palla match. Pucini che riceve. Bonafini. Tasciolli.
Un'altra palla match annullata. 15 pari. Deval battuto il servizio. Riceve Etchel. Granieri. Murata. L'attacco di Baccolo. Due volte Murata Baccolo. 3 volte Baccolo. E stavolta però ne ha metà capo Trentina. E Tasciolli. 16. Jessica Deval al servizio. Palla match Rotblat. È una bolla. Deval riceve. Tomati per chiudere. Niente da fare. Fini. Pucinic per chiudere. Disinnesca e vincente. 16 pari. Non finisce più sta partita. Non finisce più sta partita. Io sto per sentirmi male. Portatemi un bicchiere d'acqua. Ho chiamato un'ambulanza. Tasciolli out. Cioè 100. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, forse il cartellino. Attenzione, forse il cartellino. Attenzione. Allora, attenzione. Occhio al cartellino. Però 17-16. 17, attenzione. Cartellino giallo per Mongera. Diciassette a 16 match ball. Pioggia di insulti e di proteste qui per la decisione arbitrale. Rotblast. Mamma mia, è un disastro qua dentro adesso. Non riesco più a parlare. Ma io non ho ancora capito se era tocco o out. Segno il campo lui. Segno del campo, che però era out comunque. Tasciolli al servizio. Si spegne in rete. Un'altra palla match annullata. Terzo parità di nuovo, 17 pari. Ragazzi, adesso dico sinceramente, pubblico Ate, pubblico Rotblast. Volevate un derby incandescente, eccovelo qua servito oggi. 17 pari, servizio di Baccolo. Bonafini. Pucinic con l'ausilio del muro, è vincente. 18-17, ancora match ball Rotblast. Pucinic per chiudere la partita. La palla match. Servizio out. Mamma mia. Servizio di Carosini in rete, 19-18. La palla invece è nelle mani della predestinata. Quella che ha preso il posto di Livia. Servizio della predestinata, battuto su Etchel. Gigi, Muratta, Orlandini, Carosini, però una sorta di free ball. Bonafini, Bellini per chiudere. Difende Carosini, Ginti, ancora Pucinic a difendere, ancora per chiudere. Bellini e il campo!
Bellini 20-18. La Rotoplas Volano Volley e invasione di Carlo Civetta Senior. Ha vinto la Rotoplas Volano Volley per 3-2. E sportivamente parlando, un dramma per la Williams Alta Trento, che con questa sconfitta è condannata ai play-out con crema, perché il quoziente 7 a favore di Busnago. La Rotoplas vince per 3-2 e manda all'inferno l'Alta Trento. Poi dopo comunque guardate il sito della Federvolley per avere la certezza. Allora io direi che l'MVP di oggi la decido io, perché è l'ultima, e dico Aurora Paola Tomasi. Quindi lunedì preparate la campanella di YouTube, che ci sarà l'intervista ad Aurora Paola Tomasi. E di loro la Rotoplas vince per 3-2. Un inferno di match, però ce l'ha fatta. Allora io direi ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno aiutato in questa stagione, perché ormai è veramente finita la stagione della Rotoplas Volano Volley e l'abbiamo chiusa come Dio comanda, con la vittoria al tie break per 3-2, battendo nel quinto e ultimo set 18-20 la Williams Alta Trento. Allora ringraziamo tutti gli sponsor che hanno collaborato con noi il nostro credo pallavolistico, perché vorremmo continuare a crescere e puntare a obiettivi molto più alti per il domani, scusate. E vi dico intanto top score della partita: Alice Bellini con 26 punti, 16 punti Emma Galber, 11 punti Blerona Tasciolli, 7 Aurora Paola Tomasi, 6 Jessica De Val, Petrusiello, 5 punti Pucinic, 3 Bonafini. Lato Williams Alta Trento 23 Orlandini, 12 Bertoldi, 7 Bacolo e Granieri, 6 Gitti, 9 Carositti. Allora tutti gli sponsor li ho ringraziati, li ho salutati, e ringrazio tutti i volontari, collaboratori che ci hanno aiutato in questi quasi 10 mesi a portare avanti il prodotto Volano Volley, e vi aspettiamo numerosi per la stagione 2022-2023. Allora, io sono davvero stremato, sono le 23:11, una partita che non finisce mai. Allora, ringraziamo tutti voi che ci avete seguito in questo eterno viaggio, amici di Volano Volley Channel. Io spero che il mio lavoro di telecronista, di grafico delle interviste vi sia davvero piaciuto, che vi abbia aiutato tanto. Io saluto anche lo scout Mendiata, che lo saluto perché comunque gli auguro un in bocca al lupo per nell'eventuale play out, e ci vediamo ancora qui con noi. Allora Andrea Zeni, io grazie davvero per tutte le statistiche che mi hai dato, che mi hai salvato il sederino, come si dice. Saluto anche Paolo Scrinzi, lo speaker dell'arena biancorossa, la casa del Volano Volley, lo speaker ufficiale dell'arena biancorossa, se no mi mette la croce. E saluto anche Fabrizio Saba, Alan Berlofa, che sono stati i registi che mi hanno aiutato in tutti questi mesi. La nostra stagione si è conclusa purtroppo, dico purtroppo perché per me avrei voluto fare altre partite, però questo è lo sport, c'è un inizio e una fine, come direbbero nel film di Matrix. Allora, grazie a tutti per questa stagione. Da parte di Lorenzo Minaccapelli è davvero tutto. Purtroppo l'Andrea Lacchi Lucchetta non ce l'ho avuto mai. Spero il prossimo anno, se sono ancora, una bella cosa. Grazie a tutti. E molto scherzoso Andrea Zeni. Allora, a tutti voi un augurio di una buona notte, una buona estate. Ci rivediamo per la stagione 22-23. Grazie a tutti davvero, è stato bellissimo e sono davvero
Sono qua con le lacrime agli occhi a dirvi che veramente è finita anche la mia carriera qua. Buonanotte a tutti e ci vediamo la prossima stagione. Hanno già festeggiato il morto, continuano a festeggiare, siamo un po' la brutta per il